Come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Un solo risultato. Un solo risultato ci buttava fuori. Un risultato di merda. Uno solo. Uno. E kill e shoot. E quello avete fatto. Ma come cazzo si fa? Ma Mario Rui, t'annacira Mario Rui, t'annacira. Porca puttana la miseria, t'annacira. E all'andata, e hai fatto fare quel gol alla Stella Rossa là. Per una posizione di merda arretrata che stavi. E mo? E mo? Poi metti a Gulam, tu carissima, metti al Gulam gli ultimi 10 minuti. Ma che cazzo ha da fare Kiss da 10 minuti che non gioca Ruyan? Che deve fare? Buonasera a tutti. Sto incazzato nero. Nero. Grandissima partita del Liverpool. Grandissima prestazione. Col cazzo, grandissima prestazione, col cazzo, ogni partenza, ogni azione, gli davamo noi la palla a questi qua, Hamsik, a giocate 10 contro 12, Hamsik, ci passava tutto quanto a loro, ci passava i palloni, tutti a loro glieli passava, all'anno 10 recuperava e vinta e perdeva, di palle, porca puttana la miseria. Porca puttana, la miseria. Calma. Sono i pezzi e prezzo in fronte, cioè. Allora, Napoli che perde 1-0 a Liverpool e per una regola del merda del cazzo dei mafiosi d'Europa, calcio europeo, esce fuori a 9 punti, come già uscì anche qualche anno fa con Mazzari a 12 punti uscì. Gol di Salah grazie a Mario Rui. Poi nel finale c'è stato l'arrembaggio, Ospina tutti davanti e Milik che no, Alisson là non fa un miracolo, là Alisson non fa un cazzo, esce così, e Milik che invece di piazzarlo a destra o a sinistra, Nder ci ha avuto un gol, gliela butta addosso gliela buttata, nelle palle gliela buttata, nelle palle. Gerriccione, no? Gerriccione Alisson, Gerriccione. No, sto incazzato. Oggi il video è così, è sfogo di incazzamenti. Nessuno uccidere i Beatles, no? Porca puttana la miseria, una cosa inglese. Nessuno uccidere i Beatles. Umagnasse e domani cagherei scorreggiando Yesterday. Yesterday. Scorreggerei domani. Ma non ce l'ho, non c'ho un cazzo inglese, Solo Brasile, Italia qua. Non c'è sta niente di inglese, niente. E niente, vabbè. Veniamo alla partita, su quel poco che c'è da dire. Liverpool che è stato molto aggressivo, non ci faceva giocare, molto alti, pressavano come i diavoli rossi, molti errori individuali da parte nostra, come ho già detto Hamsik che sbagliava tutti i passaggi, perdeva palla, si addormeva, un solo tiro che ha sfiorato la traversa, ma poi il capitano è sparito, ha giocato 10 contro 12 perché è venuto a favore Liverpool. Insigne pure, vabbè, per Insigne sappiamo che è storto, non ci possiamo fare niente. Mario Rui t'annacira. Fisicamente ti sovrastano sempre, fisicamente. Ma pure cazzo in velocità, che si curta, che sai essere rapida. Cazzo, ti fai fa sempre. E fai fa tutto quanto e fai passare, tutti le fai passare.
Ma sul gol c'è anche colpa di Ospina, perché una cosa era fa Ospina, doveva proteggere il suo palo, invece è aiuto in mezzo. Là è, vabbè, due errori che si accavallano. Prima Mario Lucas perde e poi Ospina. Reazione del Napoli che c'è timidamente, ma come ho già detto, Liverpool superiore con le azioni sia in contropiede sia molto più veloce, costruite, soprattutto perché sono azioni nate, dai nostri errori di merda. Una volta Allah, e una volta Amsic, e una volta qualcuno perdevano la palla clamorosamente, facevano partire azioni di merda veloci. Perché se il Liverpool faceva un'azione lenta, passaggia a me, passaggia a te, arrivava al massimo in area di rigore, ma non tirava. No, gli abbiamo dato tutto, regalato palle e azioni e contropiedi, tutti ci hanno regalato, e calcio d'angolo pure, che si potevano evitare. Punizioni che non ti dico. C'è stato un fallo su Mertens da arancione rosso, ma purtroppo l'arbitro ha optato per il cartellino giallo. E niente, non ci sono state clamorose, se non quella di Milik nel finale, e quella di Amsic che ha sfiorato la traversa nel primo tempo. Non ci sono state clamorose, che io ricordo. Poi il Bodo si toglieva il segnale. Vabbè, comunque ragazzi, penso che, vabbè, Europa League, continuiamo in Europa. Mo la da vincere. Allora, non vale un cazzo questa coppa, non vale una merda, ma la dovete vincere. Mo voglio la Europa League e la Coppa Italia, è il secondo posto come minimo. Voglio questo, mo. Non venga fino a Napoli, mannaccio, e chiappa a mare o fuoco. C'è così. Io già sa così, gli faccio così. Non lasciate un cazzo di like, lasciate un dislike. Cancellatevi dal canale. Porca puttana miseria. Non si doveva perdere sta partita. Non si doveva perdere 1-0. Un cazzo di gol di merda che è uscito. Non si doveva perdere sull'1-0. Un risultato ci buttava fuori. Un solo risultato ci buttava fuori. E quello è uscito. Loro superiori, ripeto, per i nostri clamorosi e importanti errori, ma comunque più organizzati e più vogliosi, correvano come i pazzi. Noi, oltre a sbagliare passaggi, rummevano proprio cazzizza a mocco, come si dice a Napoli, rummevano cazzizza a mocco, quando tenevano una palla così, rummevano cazzizza a mocco. Sì, sto sudando per il sangue in testa, ma pure perché fa caldo. Fa caldo, ragazzi, fa caldo. Non so quanti gradi, ma che 25 gradi. Non so neanche che ore sono. Non so se... Non so più se devo dire qualcosa, penso che... Vedetevi gli highlight, vedetevi non ve li vedete proprio. Non so neanche l'Inter che ha fatto, penso che è passato, che stava pareggiando, Barcellona vincendo con... Penso che l'Inter sia passato, vabbè. Noi che meritavamo più di tutti, soprattutto in questo giro del cazzo che ci è capitato. Ma voglio l'Europa League. Voglio la Coppa Italia e voglio sto cazzo di merda di secondo posto fino perlomeno alle ultime 2-3 giornate. E Gulam, è tornato Gulam. Fai Gulam. Fai un Malquit. Ma sto cazzo di Mario lui, me le lonanza all'occhio, perché 10 ne sbaglia e uno ne fa buona. Non è possibile, non è da Napoli, non è da Champions. Se no la Roma col cazzo che te lo dà, hai capito? Col cazzo che te lo dà. Ciao, alla prossima. Sempre e solo Forza Napoli, sempre. Al di là dei risultati, al di là. Ciao.